Allora, la questione principale per le nostre amministrazioni, rispetto ai cambiamenti climatici sono gli eventi straordinari che registriamo sempre più frequenti e questi vanno a impattare sugli elementi che sono ad esempio il fiume Meschio, che è un fiume importante per la città di Vittorio Veneto. Sempre più spesso abbiamo l'esondazione del fiume, stessa cosa avviene su Cordignano e oltre a questo abbiamo delle situazioni impattanti anche sulle zone montane, quella che è la nostra zona del Fadalto e tutto questo fa sì che dobbiamo concentrare sempre di più risorse, ma anche interventi per quella che è la sistemazione idrogeologica del territorio e purtroppo portano via sia dal punto di vista, impattano soprattutto dal punto di vista economico, ma anche organizzativo all'interno delle nostre comunità e questo purtroppo distoglie anche il lavoro su altri settori, però siamo sempre più determinati che con un'azione congiunta anche da parte della Regione Veneto, dagli enti sovracomunali, dobbiamo unire le forze per tutelare e valorizzare il nostro ambiente attraverso appunto questi meccanismi, questi interventi che aiutano a mantenere il territorio. Sì, oggi voglio innanzitutto ringraziare CGIL e tutte Legambiente e tutti i soggetti che hanno realizzato questo convegno. Il tema è estremamente importante, il tema dell'ambiente, un tema che ci riguarda tutti, riguarda le amministrazioni comunali e i cittadini. Ringrazio i comuni dell'Interland che hanno aderito. Sull'ambiente concentriamo il nostro obiettivo sempre di più con i cambiamenti climatici c'è questa esigenza di adattamento agli sviluppi appunto sull'ambiente e questo convegno ci dà la possibilità di analizzare, capire, approfondire la tematica e magari dare anche del sostegno, degli obiettivi da portare avanti come amministrazioni. Ma il sindacato dei pensionati è molto attento a tutti questi fenomeni legati all'economia, ovviamente agli interessi anche materiali, ma anche alla sicurezza delle persone. Sta diventando un problema, lo è già, lo sarà ancora di più e quindi bisogna essere attenti e saper reagire e assumere le decisioni necessarie. Guardate che ci siamo trovati con strade con 40 centimetri d'acqua qui a casa nostra, con il fiume che è esondato e quindi problemi molto molto reali. Bisogna anche pensare poi al domani, nel senso che se oggi siamo in presenza di questi fenomeni sappiamo che a breve, perché questa è la dinamica, questi fenomeni saranno ancora più pesanti. E tutto questo ha anche dei costi economici che non vanno trascurati perché le case si rovinano gli orti, si rovinano le auto, cioè non è una cosa di poco conto. Poi bisogna pensare anche al futuro dei figli e dei nipoti e questo non è un aspetto di poco conto. Ecco, tenendo presente che se un paese va bene ci sono risorse, ma se un paese va male e comincia a spendere i soldi per riparare i danni, e poi i soldi ce ne sono anche di meno. Quindi bisogna guardare un po' a tutte le questioni quando si riflette sui cambiamenti climatici e si ragiona con la parte che riguarda i pensionati. Per quanto riguarda gli anziani, cosa c'entrano gli anziani con i cambiamenti climatici? Beh, la cosa più immediata io direi che è la sicurezza nel territorio. Guardate che qui da noi sono successe cose gravi e pesanti, abbiamo avuto danni molto ingenti nei nostri comuni, cito solo Sarmede, Cappella, ma abbiamo avuto esondazioni ormai più volte a Cordignano del Meschio. Ci sono danni economici perché ci sono state frane, ci sono stati allagamenti delle case, delle strutture, ma poi c'è anche il tema sicurezza. Con queste bombe d'acqua arrivano giù quantità d'acqua che sono veramente un problema per la sicurezza anche delle persone e ovviamente a maggior ragione per gli anziani che si ritrovano magari in casa e che nell'arco di 10 minuti si ritrovano dentro a un vero e proprio disastro. Sì, tanto grazie per questa intervista. Due punti. Una cosa importante, dal Rio de Janeiro a Parigi si è parlato di mitigazione, cioè di necessità di
ridurre le emissioni di CO2 a livello globale. Da Parigi in poi si è cominciato a parlare di adattamento climatico, cioè si dà per scontato che il cambiamento è in corso e che inondazioni, siccità, problemi idrogeologici e così via saranno sempre più attuali e l'invito che questo incontro, questo convegno vuole portare all'attenzione pubblica è che non bastano gli impegni dei governi, di chi diciamo un po' organizza la nostra vita sociale quotidiana, ma che è necessario che ognuno di noi si faccia carico della raccolta di una necessità, quella di cambiare un po' gli stili di vita, quello di capire che semplicemente andare sul mezzo pubblico invece di avere la macchina privata può essere un contributo, quindi è un invito a rendersi partecipi di questa necessità di cambiamento. Altra cosa importante, i cambiamenti climatici sono in corso, quindi quando c'è un'allerta meteorologico, capire che qualcosa sta succedendo, quindi non rimanere inermi, ma avere la capacità di pensare che bisogna mettersi in sicurezza. Quindi un pochino questo, da una parte la scienza inconfutabilmente sta dicendo che il cambiamento climatico è attivo, lo verifichiamo tutti i giorni perché piogge, vento, caldo estremo, si parla di isole di calore nelle città, lo viviamo direttamente. Rispetto a questo non bastano gli inviti agli scienziati, bisogna che ognuno di noi si faccia carico di ridurre un pochino il proprio carico sull'ambiente e poi di fare attenzione a quello che sta succedendo, quindi chiedere noi come cittadini a chi ci governa di intervenire per ridurre la pericolosità degli eventi climatici. Questo, quando si parla di adattamento climatico, è questo, aumentare la resilienza dei territori ai grandi eventi climatici che sempre più ci saranno. Quindi bisogna adoperarsi perché questo succeda, devono essere stanziate risorse non per la guerra, ma per metterci in sicurezza reale. Lo dice Gutierrez con una bellissima pubblicazione che è uscita qualche giorno fa, quindi il segretario generale delle Nazioni Unite: non è possibile migliorare la qualità della vita delle persone se non si dedicano risorse alla pace e alla resilienza dei territori invece che alla guerra. A proprio la creazione di questo momento, indicando anche delle personalità che potevano dare un grosso contributo a questa questione qua, che è una questione importante. Secondo me è un obiettivo l'abbiamo raggiunto, quello del fatto che delle amministrazioni locali, tante, 6, in pratica hanno aderito a questa chiamata. Per cui già da questo punto di vista dobbiamo ringraziare, insomma, tutti i nostri attivisti che si sono mossi nel territorio. A mio avviso sarà importante il seguito di questo nostro convegno, nel senso che bisognerà che negli istituti scolastici si possa continuare a fare questo ragionamento. E secondo me, visto che abbiamo un intervento addirittura sulle ecoansie da parte di una docente dell'Università di Pavia, che fra poco appunto ci racconterà come ha raggiunto lo scopo di dimostrare che insomma i ragazzi addirittura dai 5 agli 11 anni hanno già problemi con l'ecoansia per quel che riguarda il cambiamento climatico. E allora su questo, secondo me, anche perché lei è disponibile, Serena Barello è disponibile a continuare questo rapporto, secondo me bisognerà andare nelle scuole e parlare con i ragazzi e parlare con i docenti e vedere un attimo se è possibile, parlando di cambiamento climatico, innescare dei percorsi che vadano al di là di questo e di cui siano protagonisti i ragazzi. Per cui ad esempio nuove siepi, addirittura analisi dell'inquinamento dell'aria, ed è possibile farlo. Analisi dell'inquinamento del piccolo fosso, del piccolo torrente che passa vicino. È una realtà questa dove secondo me è possibile fare delle scoperte incredibili. Il Meschio è un fiume che ancora ha biodiversità notevolissima. Vedevo ultimamente proprio dei video
sulla lampreda padana che da altre parti è completamente scomparsa. Quindi, a mio avviso, è il luogo giusto, con le amministrazioni che sono qua, sono presenti al convegno, e con le associazioni che dovrebbero fare quadro comune, attività comune, per riuscire a portare un po' di tranquillità ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, pensa. C'è un bambino di 5 anni che alza la mano e mi dice: Maestro Fausto, riusciremo a farcela? Ecco, allora a quel punto là mi viene da dire, io resto senza parole subito. E poi dico, sì, assolutamente, ce la faremo, non c'è problema. Dai, vabbè, organizziamoci, vediamo un attimo se nel cortile ci sta una siepe. E allora si rasserenano e lavorano insieme a noi a piantare appunto una siepe biodiversa, dove arriverà sicuramente, almeno il riccio arriverà. Affrontare un cambiamento climatico vuol dire ragionare anche di innovazione energetica, di utilizzo di risorse rinnovabili in un sistema energetico che deve cambiare, ma soprattutto in un mondo del lavoro anche produttivo che deve guardare ad un futuro migliore, dove sostenibilità ambientale e attività produttiva devono convivere assieme. Il mondo del lavoro che mette al centro le persone, l'ambiente e che crea nuova occupazione, un'occupazione più funzionale e dove anche magari vengono destinate più risorse anche ovviamente alle lavoratrici e ai lavoratori. Oggi purtroppo l'Europa sta prendendo una direzione opposta rispetto a quelle che sono le esigenze di questo sistema, perché vediamo che le risorse vengono investite nella guerra, in una produzione bellica che ci porta a non ragionare con le tematiche dell'ambiente e con le tematiche delle trasformazioni climatiche che dobbiamo affrontare perché sono già in atto nel nostro sistema.